una grande novità per Ostiglia, siamo orgogliosi perché dopo anni ritornano le automobili nel centro storico. È un centro storico che si presta proprio al coinvolgimento e al coinvolgimento proprio delle macchine, eccetera. Sappiamo che sono partiti da Mantova, Tazio Nuvolari è una grande persona di Mantova e quindi siamo orgogliosi. Ostiglia si è preparata per accogliere al meglio queste macchine e questa mattina proprio siamo qua a distribuire dei prodotti caratteristici della zona di Ostiglia come il riso e le schiacciatine e insieme per far conoscere il nostro territorio, anche se stanno qua pochi secondi perché fanno la punzonatura e quindi anche questo è orgoglio per Ostiglia, nel senso che hanno deciso gli organizzatori di fermarsi ad Ostiglia e approntare un timbro, però l'importante è che vadano via i vari equipaggi con delle cose di Ostiglia che possono avere un buon ricordo per ritornare anche nei giorni successivi. Inizia stamattina l'iniziativa del Tazio Nuvolari, però si prosegue oggi con le visite guidate in boschina e soprattutto anche con un mini tour sul Po con il traghetto Nena che permetterà gratuitamente ad alcune persone che sono qua ad assistere a questa manifestazione magari anche di passare il pomeriggio ad Ostiglia, e questo me lo auguro.